manifestazione mascoline del Carpe Diem di Turiaco. Terza giornata del campionato regionale di Baskin, l'impegno della regione per la disabilità è costante. Sì, sicuramente è un impegno importante, importanti risorse, ma soprattutto ci sono scelte culturali, politiche che devo dire non distinguono appartenenze, perché c'è ovviamente un sostegno complessivo di tutte le forze che stanno in Consiglio regionale. Oggi siamo qui in questa giornata importante che prevede questo movimento che culturalmente affronta il tema della disabilità, lo fa ovviamente con condizioni di normalità, perché questo deve esserci, con il superamento di tutte le barriere che si possono incontrare, lo fa nel Tempio dello Sport del Basket, perché il Benedetti è ovviamente questo tempio, quindi vedere questo movimento con tutti questi ragazzi, con le famiglie che riescono a trovare il tempo, le soluzioni che oggi vengono presentate, non può far che esprimere apprezzamento da parte dell'amministrazione regionale e soprattutto anche la volontà di voler dare una soluzione stabile a questa organizzazione che ci sta dimostrando molto strutturata su tutto il territorio regionale.